Buongiorno e bentrovati. 15 giugno, rassegna stampa TG Plus. Naturalmente noi adesso andiamo avanti con le province. C'è la tribuna di Treviso per avere la provincia di Treviso. Vedete, come vi dicevo prima, un po' in tutti i giornali c'è la stessa apertura, i giornali del gruppo, la foto di Berlusconi sulla bara. Mentre per parlare d'altro, i laureati tornano a iscriversi all'ITIS per trovare lavoro. È una cosa interessantissima questa, perché merita addirittura l'approfondimento di oggi. Giacomo, 28 anni, da dottore a meccanico, così trovo concretezza. Veneto Formazione, i ragazzi da certe facoltà chiedono corsi pratici. Sarà interessante veramente capire qualcosa qui, perché tutti quelli che vogliono entrare a medicina poi bisogna vedere che cosa fanno. Forse è meglio trovare lavoro all'ITIS. Qualcuno che si era iscritto all'ITIS in passato forse trova lavoro adesso. Agricoltore va in procura, dice sono io che ho perso il filo killer. E ristoratore sbanda in auto e muore contro un muro. Queste notizie di cronaca che arrivano da Conegliano. Le indagini dei RIS, le tracce di Anica si perdono in casa Battaglia. E sarà anche qua da giorni la faccenda che va avanti. Sul Gazzettino vediamo Berlusconi, l'ultimo applauso, funerali in Duomo con Milano con Mattarella, Meloni Del Pino, un uomo di vita e di gioia, in piazza il suo popolo, oltre 15.000 persone, cori e bandiere in viaggio, il feretro tra due ali di folla, la bellissima foto di Marina e Marta come sorelle che si tengono per mano. Poi ci sono notizie anche in alto, si parla di Italia-Spagna per gli azzurri, un esame da grandi. Approfitta della festa del santo per evadere. Questa è interessante come notizia, perché uno dice, ragazzi, durante la festa del santo sono tutti distratti, cosa fa questo? Prende e scappa, e poi bisogna vedere come saranno riusciti a ribeccarlo. Sul Corriere invece del Veneto, Zaia, Casellati, Fontana, Nordio, l'addio del Veneto Berlusconi, li vediamo tutti quanti ritratti nelle varie foto. C'erano proprio tutti, ma questa è la notizia che ci interessa per l'approfondimento. Da Padova, Verona, Venezia si dicono tranquilli, la Movida prime cause ai comuni. Scontro tra residenti e locali, la sentenza della Cassazione apre i risarcimenti, qui si parla di Venezia. E poi i RIS nella casa di Battaglia, la sua versione non convince. Niente bus se morosi con la mensa. Se si è morosi con la mensa non vai nemmeno a scuola. Devi andarci in bicicletta o fatti accompagnare dal sud della mamma. Giusto per fare la battuta. Andiamo a vedere anche la pagina di TG Plus, di Notizie Plus, anzi, vedete che le trovate tutte le province qui. Anche qui Centauro, Morta Roncada, individuato il presunto responsabile, Prosecco, Bottega, Zaia, un primato che rappresenta un intero comparto. Poi altre notizie di cronaca, alcune addirittura che erano apparse ieri mattina presto. Succederà anche oggi. Rimanete con noi.